Montagnana è ufficialmente uno fra i borghi più belli d'Italia. Si è svolta venerdì 28 novembre scorso la consegna ufficiale della bandiera del club Borghi più belli d'Italia da parte del presidente del club Fiorello Primi. Montagnana è una delle 244 perle italiane che fanno parte dei borghi più belli d'Italia. È stata ammessa perché ha superato un processo di selezione molto rigorosa, c'è una certificazione da superare. Quest'oggi siamo qui a consegnare l'attestato e la bandiera come appartenente appunto ai borghi più belli d'Italia. L'associazione, che è nata 12 anni fa all'interno dell'ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, si propone l'obiettivo di promuovere, valorizzare e promuovere i piccoli centri italiani sotto i 15.000 abitanti. Noi facciamo molta promozione in tutto il mondo insieme all'Enit, al Ministero del Turismo, alle nostre ambasciate, e credo che ormai questa associazione possa vantare il primato di rappresentare nel campo turistico internazionale l'Italia intera, uno dei pochissimi se non l'unico prodotto nazionale. È molto apprezzato, i risultati sono molto evidenti, anche Montagnana presto se ne accorgerà di questo. Nel 2015 abbiamo progetti molto ambiziosi, saremo presenti in Expo con un nostro stand, faremo una promozione importante a Italy, padiglione Italy a New York, saremo a Mosca, saremo a Tokyo, saremo a Göteborg, a Londra, insomma un po' in tutto il mondo insieme alle nostre ambasciate, insieme all'Enit. Chiaramente non siamo da soli perché c'è un nostro tour operator che si chiama Borghi Italia Tour Network, che opera facendo prodotti e costruendo itinerari da vendere sul mercato internazionale. C'è un consorzio di produttori che si chiama Ecce Italia, che insieme al tour operator naturalmente propone tutto il territorio, quindi non vendiamo soltanto il borgo, ma vendiamo il borgo e tutto il territorio e tutto quanto si produce di eccellenza in questo territorio. Montagnana diventerà quindi parte di un progetto turistico nazionale ed internazionale che porterà più valore alla città murata. Un appuntamento importante per Montagnana è la consegna ufficiale della bandiera dei borghi più belli d'Italia. È un percorso che è iniziato ormai un anno fa e che oggi ha il suo clou, ha il suo raggiungimento. È un momento in cui Montagnana già si sta spendendo molto a favore della sua vocazione turistica, nonché di prodotti enogastronomici. Arriva giusto bene questo momento dove tramite questo strumento Montagnana sarà ancora più pubblicizzata e promozionata a livello nazionale piuttosto anche che internazionale. È un momento in cui tramite anche questa iniziativa saremo presenti all'Expo 2015, momento importante per il turismo, collegato anche con il Festival a Montagnana che avremo nel mese di aprile, anticipando pertanto l'iniziativa maggio-ottobre dell'Expo stesso. Pertanto ecco, con questo momento si vuole dare un contenuto di promozione a quello che fino ad oggi con eventi strutturali, con interessi strutturali già conclusi, sto parlando dei sottoportici, dell'illuminazione, del rifacimento della pavimentazione, piuttosto che dell'ufficio turistico rinnovato, piuttosto che dei progetti che sono in corso proprio su Castel San Zeno, ecco, anche con questa promozione rispetto a attività invece strutturali con cui Montagnana si sta presentando al suo cittadino, tutto questo assieme sarà un momento di accoglienza importante per il turista.